Voga alla Veneta, canoa e SUP sono tra le discipline praticate dai circa 100 soci della Società Remiera Cavallino, fondendo assieme la pratica sportiva, la passione e soprattutto un ambiente unico e incontaminato come quello del litorale. Attiva dal 1998, la società sta ora fondando le basi, è proprio il caso di dirlo, per una nuova sede da chiamare casa e per poterlo fare chiede l'aiuto di tutti gli appassionati e degli sportivi. Finalmente abbiamo incominciato nei mesi scorsi a costruire la nostra nuova sede per poter continuare la nostra più che ventennale attività. Abbiamo costruito le fondazioni e adesso nei prossimi mesi verranno montati i capannoni. Entro febbraio dovrebbe essere montato il capannone più piccolo destinato alla canoa e poi a metà circa del mese di aprile dovrebbe essere montato quello per la Voga alla Veneta. Della struttura faranno parte due capannoni, uno per il ricovero delle canoe, che sarà probabilmente montato entro il mese di febbraio, mentre per il mese di aprile sarà la volta di quello più ampio che ospiterà le caorline, le storiche imbarcazioni a 6 remi tipiche della laguna veneziana. Tra le opere accessorie poi per la funzionalità delle attività, un pontile galleggiante adatto al varo delle imbarcazioni. Un'opera fondamentale dunque per la continuità della società remiera, che richiede però anche molti fondi. Per questo, oltre all'aiuto delle istituzioni del territorio, è stata aperta anche una raccolta di fondi. Ci sta aiutando il comune, ci sta aiutando l'Asso Camping e anche la Regione Veneto e la spesa però diciamo è molto consistente. Ecco, abbiamo bisogno anche dell'aiuto di tutti quelli che ci vogliono bene, tutti quelli che amano gli sport nautici e la Voga alla Veneta, la canoa, tutti quelli che amano la laguna. E quindi ecco, abbiamo pensato di chiedere con questa raccolta di fondi aiuto, anche piccoli aiuti, ma che ci permettano di completare questo lavoro che stiamo portando avanti e speriamo, ecco, insomma, con l'aiuto di tutti di poter realizzare questo nostro sogno e poter continuare questa attività lasciandola a chi verrà anche dopo di noi per tanti anni, insomma, che diventi sempre più punto di riferimento per questi sport. Sport che per gli appassionati ha un valore ancora più forte, reso indissolubile dall'ambiente che li circonda. Insomma, ecco, la nostra cultura, la nostra vita, la nostra storia sono segnati in maniera fortissima da questo ambiente naturale. Chi prova a praticare la voga alla Veneta o la canoa in questo luogo ne viene conquistato. E proprio a sottolineare l'amore per l'ambiente in cui operano e praticano l'attività sportiva, l'avvio dei lavori per la rimessa delle imbarcazioni potrà diventare anche un punto d'inizio per creare il Parco della Marinona, un'area verde di circa 3.000 metri quadrati a disposizione dei residenti e di tutti coloro che transitano lungo la ciclabile che affianca la laguna. Dedicheremo questo parco della Marinona, così lo vogliamo chiamare, questa località si chiama La Marinona, a tutti i cittadini di Cavallino Tre Porti e appunto agli ospiti di Cavallino Tre Porti. Questi 20 anni, 22 anni insomma, della nostra attività ci hanno dato grandissime soddisfazioni. Sì, noi organizziamo ogni anno 7-8 regate, praticamente ogni festa che si svolge a Cavallino ha anche la sua regata. Abbiamo anche dato alla comunità, ma abbiamo anche ricevuto tantissimo, è stata un'esperienza molto molto bella. Un'esperienza che ora, con l'aiuto di chi lo vorrà, potrà prolungarsi nel tempo per mantenere vive le tradizioni di un territorio insostituibile.